Oltre a questo mi auguro anche, ci auguriamo un po' tutti, tutta la comunità scolastica, che venga confermato un organico così come è stato per quest'anno, che ci dia la possibilità di garantire in ogni aula il distanziamento sociale e quindi eliminare le classi pollaio, creare quelle classi adeguate, con un numero di alunni adeguato all'ampiezza dell'aula e quindi personale docente in più e soprattutto personale ATA, collaboratori scolastici che sono stati fondamentali quest'anno non solo per venire incontro a un numero superiore di aule e di classi, ma soprattutto perché hanno dovuto provvedere all'igienizzazione costante delle superfici, i banchi, materiale e quant'altro. Quindi un ritorno alla normalità, un ritorno alle attività anche ricreative per gli alunni, progetti, ma soprattutto una garanzia di ampliamento dell'organico che ci consenta di portare avanti con serenità quanto progettato sin dall'inizio dell'anno. È vero che questa pandemia ha cambiato un po' tutte le nostre abitudini, però è anche vero che c'è tanto desiderio di ritorno alla normalità.